Buongiorno, è una mattina molto intensa, stiamo preparando le ultime cose per la presentazione di domani, perché sapete domani restituiamo una Piazza Caduti Triestini molto differente, molto, spero anche molto migliorata alla cittadinanza. Vedete in sottofondo ci sono ancora gli ultimi dettagli, partiremo comunque domani dalle ore 17, non partiremo da qui, partiremo dalla ludoteca per vedere tutti i murales, quindi dalle ore 17 sino ad arrivare alle ore 18:30, in cui ci ritroveremo in Piazza Caduti Triestini per la presentazione di un murales di un bambino che si affaccia dalle case appunto, che è stato fatto oggetto di restauro, e per l'inaugurazione della piazza, taglio del nastro, e per insomma fare quattro chiacchiere con i nostri ospiti e per ascoltare le musiche dei ragazzi del Conservatorio Buzzolla e della nostra scuola, del nostro istituto comprensivo di Portoviro. Un'unica cosa voglio dire: tanti mi chiedono se provvederemo perché non abbiamo provveduto a sistemare la chiesetta che c'è in sottofondo. In realtà non è vero, nel senso che adesso è ancora così, però quando abbiamo iniziato i lavori di risistemazione della piazza, ovviamente la chiesetta non avevamo idea a chi appartenesse. Abbiamo iniziato i lavori della piazza con le economie che sono rimaste da questa opera di restauro. Sarà nostra cura, abbiamo già un progetto inclusivo per sistemarla, quindi proprio a seguire verrà completata anche il capitello dedicato a San Giusto. Ci vediamo domani dalle 17, partenza in bici dalla ludoteca. Chi invece non vuol fare in giro in bici, 18:30 Piazza Caduti Triestini. Ciao!